Siamo con il mister del Montecchio Martin Ginestar, dopo un bellissimo risultato 4-2 qui in casa dei biancorossi. Primo tempo diciamo un po' alla pari, forse ai punti un po' a favore del Roller, secondo tempo nettamente in favore dei biancoverdi che vanno a schiacciare il Roller nel loro campo e vanno in vantaggio, segnano 3 gol portandosi in vantaggio a 4-2, concludendo il risultato 4-2 per il Montecchio. Mister. Buonasera a tutti, veramente un secondo tempo bellissimo per noi. Noi alleniamo così, le abbiamo detto ai ragazzi in spogliatoio che una partita si deve giocare come si allena. Quindi se uno allena così, sicuro che la partita si deve giocare così. Ante una squadra per me forte, è una pista difficile, è un mister che sa il lavoro che fa e veramente complimenti ai ragazzi al Montecchio perché abbiamo fatto una partita. Penso che sbagliamo tantissimo, però abbiamo portato a casa. Bene, ma qual è l'obiettivo in questo campionato da parte del Montecchio? L'obiettivo è piano piano, partita a partita e dopo se vede se va avanti, se no. Però noi alleniamo e con la testa nella partita della prossima partita e basta, e dopo se guarda. Ecco, con un Montecchio visto così può puntare veramente in alto. Allora faccio un in bocca al lupo a Mister Martin e alla prossima. Bueno, grazie a te, alla prossima.